miliardi di formiche c'erano là. E tutte belle grasse da brodo. Allora, Lore, dove siamo? Cime di Campo, sulla cresta terminale, quella che dà verso il Chiadin. Il Chiadin. Bei ricordi. Fammi vedere il Chiadin. Chiadin, issu. Ecco, c'è la Stilizza. E quello è il sentiero che sale. Sentiero che sale. Eh sì, è il sentiero che sale. Sì, se vai sul Chiadin sale, se vieni qua scende. Sì, sale da sotto immagino. No? Ok, e più in là abbiamo Musi, cima est, Musi, cima ovest, Ci abbiamo tutto. la Val di Resia, il Guarda, le Babe, il Canin. Ah, guarda che bella la Baba, grande. Sì. Proprio bella, Il innevata. Sart. Guarda come viene fuori il Canin dalle nuvole. Bene. Sì. Il Bella. Sart coperto dalle nuvole. Un po' più di neve rispetto a qualche giorno fa, no? Quando eravamo là. Sì. Montasio con la neve. Con la neve. Per non trovare neve devi andare sul Cuzze. Sì. Bello. La casera di Rio Nero laggiù in fondo. Aspetta che l'appunto, vediamo se la riesco a beccare. Eccola lì. La casera di Rio Nero è stata liberata dai tronchi, dagli ammassi. Bella traversata quella, il Cuzzer. Una bella cavalcata. Allora, di là cosa abbiamo? Di là cosa abbiamo? Le cime di Io Cleris. intravedo lo Zuc d'Albor, Chiavals, Chiavals con Pisimo- tutte le sue creste, Pisimone. e davanti in primo piano, quasi in primo piano, Pisimone, dietro tutto innevato, Tauri, catena dei Tauri. Probabile. Un po' di neve che Probabile, arriva. probabile. Sì, certo che sì. Mentre di qua abbiamo il Lavara, che dir si voglia. Abbiamo il Plauris e abbiamo queste che sono le cime di campo. Di là della valle abbiamo San Simeone. Bravo, San Simeone. Con la via delle Lavare che bisogna fare. Pure quella. Sì, da Pioverno. E qui Lori a sinistra abbiamo l'alta via Cai di Gemona. L'alta via Cai di Gemona. Quindi Chiampon, Chiampon, Sirocchi di Golegne, Sirocchi di Mine. quelli Lanis. Guarda il lastrone inclinato. Eccolo lì. Lanis, che il mio coniuge ha dei tristissimi ricordi. Ah sì? È lì che sei diventata piccola? Dio che botta su quel lastrone. Il posto Cicco Posto Cicco. e si va giù a Plan di Tapù. A Plan di Tapù. Si va giù a Plan di Tapù. Forse la Taccia e vai. Lì, zona città paese, villaggio città di Musi. con i gatti, ti ricordi quanti gatti? Sì, e di là riparte il Gran Monte. E di là riparte il Gran Monte. Ok. Qui ci sei tu Di primo piano. con la tua faccia dolomitica. Rugosa come le Dolomiti. Guarda che... Il Cuzzer è magnifico. E qui si sta aprendo, guarda che bello. Sì, c'era pericolo, raggi UVB, attenzione, copritevi, schermatevi, sì, non vedo questa necessità. Beh, comunque una bella cima questa. Sì. Perché mi dici? Sì. Non mi ha entusiasmata. Perché abbiamo fatto il tratto con la neve. E poi siamo andati a cercare le rogne. Un po' di ghiaccio. Sì, non era semplice, però era in libera, insomma, dai, si fa un po' quello che si vuole in salita. Vediamo in discesa come ci comportiamo. Bene, detto questo, Beh, possiamo... ho firmato anche per te. Ah sì, tra l'altro dovevamo dire chi è che ci ha invogliati a venire da queste parti. La relazione di chi? Della signora Laura. Della signora Laura. Laura Zois. Laura, quella delle campanule. Quella delle campanule. E grazie a lei ci siamo un po' orientati da Forcella a Campidello, perché altrimenti non sapevamo dove fosse la meta, quale fosse la meta. Quale fosse la meta. Ok. Vedere qua proprio l'omino da qua. Bene. Va bene. In cammino. Lori, vai tranquilla, Sì. Non troppo tranquilla, Se sopravvivo al formicaio, vado Sì. tranquilla. Ho notato sì che effettivamente le formiche, non dico che erano grandi come te, però... Io sai come le chiamo?
formiche da brodo? Bene, ecco, detto questo salutiamo tutti. Ciao. Le formiche da brodo.